Bella raga, ciao a tutti dal commentone veneziano ragazzi, seconda gara della prima stagione su Grid Autosport ragazzi, settimo posto in griglia e ho messo la traiettoria ideale, vediamo un po' di migliorare la situazione. Sei in settima posizione e il tuo compagno di team è al 15° posto in griglia. Ok. Oh. No ragazzi, un attimo. Eccomi qua ragazzi, scusate. Devi battere il tuo rivale per l'evento, ma non sarà facile. Proviamo a stare con la visuale esterna. Dopo quella interna non ce la fa, attenzione. Ma guarda il porco, guarda il porco. Ma che penalità, dai! No, questo gioco è veramente impossibile, eh. Spero di avere una macchina di merda, che è sempre quello che vado male. Mamma mia, che disastro. Ma che basta! Sei in nona posizione. La vettura che ti precede ha un vantaggio di 2 secondi e mezzo. Nona Ancora posizione. 3 giri. Il tuo rivale per l'evento è in fondo alla classifica. Ok, mi arriva le ultime. Ancora basta! Niente danni meccanici, solo qualche botta. Però non riesco a... proprio poco le misure, qualcosa esterno. Andiamo a tenerla più indietro e vediamo. Dai, comandone, dai, cazzo. Questa è di solito la mia. Vediamo con questa qua. Adesso riusciamo a recuperare un po' questa cazzo di visuale. C'è questa. 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 Proviamo a stare con la che vado meglio di solito. Fine del primo giro, sei in mezzo al gruppo. Dai, comincia a caricarti. Mamma, è durissima, figa, che sparo, non li prendi? Non li prendi neanche per sbaglio. Puttana troia. Se ne stanno andando. Io spero veramente che abbiamo una macchina di merda. Sto prendendo le bombe a raffica proprio. I bomboni prendo. Adesso devo tirare almeno la nona posizione. Marco, il tuo compagno è in fondo al gruppo Ok. e li precedi di 2 secondi. No, La no. vettura che ti precede ha un vantaggio di 2 secondi e Mi mezzo. dispiace, andano per i Mancano 2 giri coglioni. alla fine. Perché c'è un po' di bagarre davanti. Eccola là. Un altro che mi ha superato. Sei in 10ª posizione. Scegli il momento giusto ed effettua il sorpasso. Decimo, ma che sporo, vedo coglioni, oh. Final lap. Terzo giro, non male, sei nel gruppo. Hai qualche ammaccatura, ma nessuno. Mamma mia, frena. Non ho neanche più neanche un flash perché non ho bravo. No. Sporo, ce la fanno sempre a superarti, non c'è niente da fare. Madonna, che do coglioni. Che puttana, fammi... Cioè, che cazzo è tagliare, dai. Decima posizione, porca.
Riesco a fare una pippa proprio. Dai, piano piano, si comincia dal basso per poi arrivare alla grande. Oh, che sono là alla fine, cioè... Mi serve quello spunto, porca puttana. Ho recuperato qualcosa, almeno una posizione almeno. Fa morale. Qualche punticino in più, cazzo. Dai, come. Niente da fare. Niente da fare. 10° posto e vaffanculo. Vai. Va bene. Bene, hai preceduto il tuo rivale per l'evento. Ancora, oh, perché mi batteria, coglione. Ok. Siamo a posto, vabbè, benissimo, abbiamo preceduto tutti e due. Siamo 13esimi pro, cioè sì, 15 punticini, dobbiamo arrivare ottavi. Sarà duretta, eh. Classifica team ultimi, direi bene. Buono raga, gara 2. Adesso si inverte tutto. Però noi andiamo sempre là, settimi, sì. Ok. Sei in settima posizione e il tuo compagno di team è al 6° posto in griglia. Vai. Però il mio compagno rimanerà anche lui, cioè lui che ha una macchina di merda, perché comunque il mio compagno è sempre là con me, non è che domina, quindi... Devo buttare qua. No! Ma no, no, scusa ragazzi, chiedo scusa, però non esiste. Cioè no, non esiste. Almeno no, alla prima curva, cazzo, scusate, fiori. Però che sembra la prima curva è già una gara finita. E fa fanculo. Sei in settima posizione, hai circa 1 secondo di distacco. Mancano 3 giri alla fine. Adesso però recuperare sarà già impossibile, non riesco a recuperare, sono anche vicino perché non posso dire di perdere chilometri. Però non abbastanza per sorpassarmi, è questo che non capisco. Mignottona ladra. Dai, come, dai. Ho bisogno di punti, cazzo, ho bisogno di punti. Dai, come, dai, devi dare tutto qua. Ho dato uno sorpassato. Ho bisogno di punti per arrivare almeno ottavo, sennò la scuderia mi incula proprio. Sto rischiando troppo. Ho rischiato troppo qua. Come dai? Possiamo tentare sul passo queste due prove, bisogna prendere quasi in pieno comunque. Uff. Prova l'esternazzo puro e finta all'interno, niente da fare. Niente da fare, raga. Dai, spingi. Prendi la scia. Prende la scia il come. Giro, hai un buon ritmo. E il come prende la scia. Buono. Dai che stiamo andando un po' meglio. Sei in quinta posizione. Okay. Scegli il momento giusto ed effettua il sorpasso. 2 giri alla fine. No, questa non è penalità, ma chi cazzi puoi... Che nervi. Questo sport qua non ci può essere penalità, uno deve tentare tutto, cazzo. Sai che sport, do coglioni. Hai fatto un erroretto, cazzo, davanti. Sono dietro il mio compagno, però. Sto fio della mignotta. Devo assolutamente superare lo stronzo qua.
tutti i costi devo superarlo. Dai fiumi. Insieme al Comendone per la gloria. Insieme al Cume per la gloria. Insieme al Cume per la gloria. Questi non sbagliano. Bravo Cume. Una bella sportellatina, ma ce la facciamo. Le sportellate sono consentite in questo sport. Quarti. Niente danni meccanici, solo qualche botta. Il tuo compagno è a metà gruppo e li precedi di un secondo. Ho rischiato. Hai qualche ammaccatura, ma nessun danno meccanico. Quarto posto. Voglio il podio, cazzo, devo provarci. Hai stabilito il giro veloce della gara. Non so come. Sto rischiando di spaccare la macchina, però. Dai, come, dai. Va bene che quarto posto, venezianone, va bene che quarto posto. Devi ingolosirti troppo. Troppo vuole nulla stringe, come lo sai. Sono qua, cazzo. Ce l'ho qua al terzo posto. Mi chiude lo spazio, proviamo l'interno. Niente da fare, che duello proprio, che solo, che non me l'aspettavo proprio. Come non esagerare. Hai circa un secondo di distacco. Giro finale, effettua qualche sorpasso. Vai il podio. E il Cume terzo. Solo qualche danno alla carrozzeria. Il Cume terzo. Non so come, dai. Bravo, come posso arrivare anche secondo? Oddio, no, perdo il podio. Forse lo... No. Terzo posto, grande Cume. Grande Cume. Vediamo com'è la macchina. Insomma, sono peggio, dai. Ottimo. Sì. Hai battuto il tuo rivale per l'evento. Vai di podio. Bravi ragazzi, bravi. Siamo al settimo posto nel campionato. Ok, l'obiettivo... No, non siamo noni, siamo... Ah, quello costruttori. Beh, qua sono a 2 punti dall'obiettivo, perfetto. E settimi qua. Buono ragazzi, un saluto dal Comendone veneziano. Nel prossimo video sarà l'ultima gara della prima stagione. Penso, perché se hai vinto 2 su 3 penso sia così. Ciao!